Questa trasmissione è offerta da Carpenteria Manzanese. Eccoci qua al punto Telefriuli con il sindaco di Manzano, Piero Furlani. Benvenuto, caro sindaco. Buongiorno a tutti, sono contento di essere qua con voi, dai. Perfetto. Allora, Manzano, si può dire ancora capitale della sedia? Manzano è ancora capitale della sedia, perché? Perché non è vero che siamo morti, come tanti ci hanno detto addirittura che il distretto è morto. Non siamo morti, siamo cambiati, siamo diventati diversi da tempo fa, ovviamente, perché bisogna adattarsi ai mercati, però stiamo ancora lavorando e tenendo il punto sulla sedia. Sì, prima o dopo anche il simbolo tornerà a svettare, no? Io ce l'ho nel cuore di rimettere su questa sedia perché è un simbolo, come hai detto tu, è un simbolo che fa vedere l'operosità della zona, fa vedere quello che abbiamo fatto e quello che faremo. Bene, ma insomma mi pare che le idee sono molto chiare, no sindaco? Anche con le convenzioni, come siete con le convenzioni? Fate qualche comune oppure... Noi abbiamo tante cose in cantiere e assieme a altri comuni, perché ormai bisogna allearsi per avere sinergia per avere certi risultati. Ultimamente, per dire, abbiamo riunito 3 comuni su un progetto nazionale di rigenerazione urbana che è imperniato sull'abbazia di Rosazzo. Dunque Corno, San Giovanni e Manzano si sono uniti perché c'era un minimo di abitanti da avere per arrivare a questo bando di 10.000 persone. Noi ci siamo messi vicini appunto perché abbiamo come punto in comune l'abbazia di Rosazzo, millenaria e con una storia non indifferente. Di tutta la regione ormai, esatto. No? E allora per rigenerare le strade, fare ciclabili, mettere luci, parcheggi, per rendere tutta questa zona che serve 3 comuni adatta per ricevere... Poi attira molto turismo, no? Esatto, perché a Manzano, sì, tutti parlano della sedia, ma noi abbiamo 2 anime. Sì. Abbiamo un'anima industriale, artigiana, di commercio, in pianura, però abbiamo le colline alle spalle, con l'abbazia, dunque agricoltura, vitivinicola, tutto questo che porta a turismo, porta il turismo lento, e abbiamo l'abbazia, infatti adesso c'è anche la Biennale che è aperta da poco, che attira molti turisti. Un posto molto piacevole, di relax, insomma, è vicino alla città, insomma, alla capitale del Friuli, come si dice, no? 5 minuti e arrivi in abbazia. Esatto. Dopo noi vogliamo anche spingere a livello culturale perché a Manzano abbiamo la fortuna di aver avuto Caterina Percotto che è una scrittrice un po' non conosciuta, più qua in zona non conosciuta perché a livello nazionale è molto conosciuta e abbiamo fatto un premio nazionale che ha avuto un grande successo anche in pandemia e adesso lo riproponiamo assieme a Vicini Lontano per appunto... E quindi insomma anche questo è un punto di riferimento culturale, esatto. Insomma a livello nazionale. Insomma, esatto. Dunque non facciamo solo sedie. Perfetto, questo è molto interessante perché la gente deve capire insomma, che lì c'è una poliedricità di azioni. Esatto, no? Manzano è sempre stato effervescente, diciamo. Esatto. Sindaco, col piano nazionale di resilienza... Allora, i piani stanno uscendo i bandi, li stiamo valutando, non è facile perché è difficile fare i bandi, ci vuole gente, purtroppo noi abbiamo dei pensionamenti importanti, specialmente di capo ufficio, abbiamo avuto un anno... Il segretario comunale c'è, non c'è? C'è il segretario comunale che è già bene, che è già una buona cosa, però effettivamente andando in pensione molti TPO, cioè capi ufficio, è difficile. Noi siamo riusciti a rimpinguare con gente giovane, motivata, però sì, sono appena arrivati, dunque c'è una difficoltà però insomma dai, siamo fiduciosi. I lavori invece ordinari, diciamo, i lavori pubblici in atto, quali... Allora, ne abbiamo parecchi, purtroppo tra la pandemia, tra i pensionamenti... poi anche l'energia, insomma, che costa in più. Esatto, questo ci ha molto bloccato, specialmente all'inizio dell'anno, perché con i costi dell'energia abbiamo dovuto col bilancio stare attenti su questi, perché
sono importanti i costi, non è un qualcosa minimo no, che dice un aumento così, sono importanti, non si sanno anche quantificare, dunque dobbiamo stare molto attenti, però abbiamo in cantiere molte opere come le fognature, le rotonde sulla statale, una rotonda giù nel... La viabilità mi pare che È importante, è importante, sì, purtroppo noi ci manca il collegamento Manzano-Palmanova che... E lì com'è la situazione? La situazione è che purtroppo siamo partiti con un collegamento Manzano-Palmanova e siamo arrivati con un collegamento dall'autostrada a una ciclabile che arriva a Manzano. Praticamente di tutto il progetto a Manzano arriva una ciclabile, non dico altro perché è evidente. Però proponiamo altre soluzioni e adesso faremo... Insomma, confidate che insomma... Sì, piano sì, piano... perché non c'è solo Palmanova, c'è anche Udine. Sì. Dunque le strade possono andare sia da una parte che dall'altra e noi siamo speranzosi di collegare tante zone industriali, perché noi non siamo solo noi Manzano, intorno a noi ci sono tante zone industriali che è peccato lasciarle lì, ma bisogna collegarle. Siete vicini di casa di Butrio, no? Per cui Butrio, che c'è la Danieli, c'è una strada che arriva giù da Cividale, dalla zona industriale lì. Dunque, facendo un di progetto a lungo termine si potrebbe fare una viabilità che va fino all'autostrada importante, ma non solo per Manzano, ma per tutte le zone industriali che ci sono in giro. Come siamo con la situazione? Hanno ripreso un po', a parte il calcio che Manzano è sempre... Boh, il calcio sta andando avanti, insomma, abbiamo avuto qualche, qualche Ma problemino. comunque, insomma, succede in ogni realtà. Mi dicono, perché io purtroppo non ho mai giocato, qui lo dico, non ho mai giocato a pallone, ho fatto tanti sport, ma perché però mi dicono che la palla è rotonda, dunque la lasciamo rotolare, l'importante è avere, e vedo che a Manzano c'è la voglia di fare, la voglia di far tornare grande la Manzanese, pian piano. Poi sono altre associazioni di volontariato che sono un punto di riferimento. Ne abbiamo tantissime. No? Sì. Oltre alla protezione civile che comunque è sempre presente. Protezione civile, abbiamo gli alpini, abbiamo tantissime associazioni. Siamo con la Proloco a Sapori Proloco, che è incominciata domenica. A Villa Manin, a Villa Manin. Che è una rassegna importante. E purtroppo dopo la pandemia dobbiamo ritornare a muoverci. Io noto che abbiamo diverse serate per far uscire la gente da casa, ma vedo che c'è ancora un po' di paura, c'è ancora un po' di incertezza, la gente è ancora diffidente a uscire, però noi proponiamo serate con autori di libri. Magari la bella stagione potrebbe anche invogliare, no? La bella stagione si invoglia, dopo si spera che questa pandemia... io dico sempre, speriamo che il virus abbia un di sentimento, che vada al mare, che non rompa le scatole, perché effettivamente è stata pesante. Dopo sarà pesante anche questa guerra, perché a livello economico... E anche psicologico, penso. Psicologico, economico. Da un'Europa in pace siamo passati a un'Europa in guerra. Insomma, è stato un incubo, è un incubo un po' della cortina di ferro di nuovo, e mi pare che Manzano... E noi eravamo vicini, sappiamo, noi avevamo, era uno dei comuni a confine che aveva la propusnica, cioè un passaporto particolare per andare in Jugoslavia. Ma adesso insomma lì la Slovenia è molto tranquilla. Sì, sì. Beh, io ho mezzi operai sloveni nella mia vita. Ecco, quindi insomma c'è un pendolarismo. Ma d'altronde diffuso. Le famiglie erano collegate, perché molti italiani avevano terreni di là, cioè quando vengono le barriere purtroppo fanno un taglio e chi è di qua e di qua. Insomma, dopo le associazioni fanno anche da passepartout, no? Sì, esatto. Ecco, Sindaco, medico di base, come siete lì a Manzano? Noi siamo abbastanza bene, abbiamo abbastanza medici di base, però il problema è che purtroppo non si è pensato lontano e non si è pensato ai ricambi, ma non solo il medico di base, anche negli ospedali. La situazione sanità è un po' in bilico, no? Cioè in bilico, è sempre sotto esame, diciamo. Fortunatamente noi abbiamo il poliambulatorio a Manzano che funziona, io lo continuo a chiamare poliambulatorio, perché sono nato tra l'altro vicino a casa mia, però funziona, dà un buon servizio, molti vengono a Manzano per le analisi, per visite, e questo sgrava l'ospedale, dunque dà un servizio migliore ai cittadini, vicino ai cittadini. No? Ecco, la stazione in regione come la giudica il sindaco di Manzano? Cioè è una stazione comunque che va messa un po' in sicurezza, perché la pandemia ha dato
una botta, insomma, non da poco, no? Poi anche ha toccato psicologicamente la gente, è veramente stata una cosa inaspettata e che ha destabilizzato molta gente. Come in tutte le cose, il mondo non si ferma, il mondo va avanti, dobbiamo far coraggio, vedere le nostre radici, quello che i nostri vecchi hanno passato, e ne hanno passate più di una pandemia, anche altri problemi, e niente, bisogna investire nei giovani. Soprattutto ne abbiamo pochi, perché purtroppo nessuno parla, e io porto questo esempio, che l'anno scorso in anagrafe ho detto: ma come siamo? Siamo che a Manzano ci sono stati 100 morti e 30 nati. Io faccio sempre l'esempio, la mia classe, che io sono del 61, eravamo in 130 a Manzano. Dunque non ci sono i giovani, purtroppo non ci sono. E questo è un problema che dobbiamo tener conto, perché le associazioni hanno bisogno di giovani, ma non ce ne sono pochi. Noi dobbiamo investire sui giovani. La società ha bisogno di loro, speriamo che insomma qualcuno faccia che resti qui in Friuli, perché molti mi dicono che hanno gli occhi in altre parti, d'altronde insomma... Vede, io porto l'esempio di mio figlio è laureato in biologia e ha avuto moltissime richieste di andare sia in Italia sia all'estero, però ha preferito l'ospedale di Udine. Rimanere qui. Bravissimo. Bene. Senta, parliamo degli eventi estivi o comunque insomma di Manzano, i prossimi eventi, perché insomma io sono stato qui da voi ultimamente, insomma avete delle attività, insomma... Sì, abbiamo molte attività, ecco. Anche piccole, come dicevo prima, per tirare fuori la gente. Abbiamo una biennale su all'Abbazia di Rosazzo, avremo a settembre a Manzano la prima settimana di settembre. Dopo abbiamo le varie sagre del Coniglio, che mi sembra è conosciuta. La sagra del Coniglio bisogna infatti incentivare, la sto aspettando perché il Coniglio... Sì. E allora, pian piano, anche loro, quelli che fanno le sagre, hanno difficoltà sia burocratiche, purtroppo... Quello è un problema grosso. È diventato fare una sagra che è fatta, ricordo sempre, da volontari. Fare una sagra ti pone dei problemi non indifferenti a livello burocratico, di sicurezza. Però insomma vedo che c'è la voglia di ripartire. Bene, allora grazie al sindaco di Manzano, Furlani Piero, grazie Piero che sei venuto, e naturalmente andare un salto a Manzano si trova sempre qualcosa, no? Sì, sempre. Non solo sedie. Non solo sedie, ma anche cultura, buon vino, insomma buon vino. La zona evocata. Dico, quindi... ricordo la ribolla gialla dell'abbazia che... Eccolo là. Allora quindi abbiamo già degli indizi molto precisi. Grazie ancora Sindaco, naturalmente ci vediamo la prossima volta con un altro Sindaco. Arrivederci a tutti. Questa trasmissione è stata offerta da Carpenteria Manzanese.